Che cosa dobbiamo attenderci? L'avviso meteo per domani è legato sia ai valori che verranno raggiunti, ci troveremo all'apice, al culmine di questa ondata di calore, ma anche per una persistenza, perché ormai da alcuni giorni vivremo una situazione appunto fatta di temperature molto elevate. Domani, giovedì 25, sulla costa si potranno anche localmente superare i 35 gradi, la sensazione di afa sarà persistente, mentre nelle valli interne avremo locali picchi intorno a 38 e 39 gradi. Poi venerdì ci sarà l'approssimarsi di una perturbazione che determinerà un parziale calo delle temperature, accompagnato tuttavia da valori di umidità in rialzo, quindi una situazione che andrà valutata anche domani. Al momento si tornerà a una situazione di moderato disagio fisiologico per caldo, quello che stiamo vivendo in queste ore, almeno fino al pomeriggio, più spiccato nelle zone urbane e nelle valli interne. Poi per il fine settimana è confermato al momento il transito di una perturbazione, le cui modalità e gli effetti del suo passaggio sulla nostra regione sono ancora tutti da valutare. Dunque un'ondata di caldo che si annuncia leggermente più breve rispetto a quella con cui avevamo inaugurato questo periodo estivo. Sì, diciamo che la caratteristica di questa ondata, per fortuna, è che è sicuramente più breve rispetto a quella che abbiamo vissuto a cavallo tra i mesi di giugno e di luglio. È chiaro che due ondate così importanti a distanza di un paio di settimane, 15-20 giorni, sono significative, sono importanti. Questa porta con sé tassi di umidità che si vanno alzando proprio sul finire dell'ondata, valori di temperatura sempre elevati. Vedremo quale sarà la modalità di calo delle temperature e soprattutto poi ci sarà anche da seguire l'eventuale passaggio perturbato del fine settimana.